Il museo si rinnova anche studiando le proprie collezioni, che sono collezioni di beni mobili, nel nostro caso appunto di arte medievale e moderna, ma abbiamo la possibilità di poter lavorare anche su un'architettura, su delle parti architettoniche, quindi uno scavo importante, importantissimo per la zona in cui ci troviamo, per il museo stesso, per capire tutta una parte antecedente alla vita del museo, ma anche post-trecentesca, quindi dei momenti cronologici che di solito non sono molto indagati. È innovativo il modo in cui cerchiamo di metterlo in pratica, cercando di costruire un rapporto con l'Università di Verona, con il Politecnico di Milano, con la Soprintendenza, insomma di fare quella famosa rete che serve per mettere in campo un grande progetto come questo. Sarà poi uno scavo aperto al pubblico, aperto alle scuole, con delle visite guidate gratuite, perché vogliamo fare in modo che la cittadinanza, ma anche i turisti e i visitatori del museo, possa apprezzare questa fase di ricerca che chiaramente costruisce un piccolo ingombro anche nella limpida architettura scarpiana, ma è un ingombro che vogliamo raccontare perché è importante per turisti e cittadini. Il nostro ruolo è quello di portare avanti una ricerca di eccellenza. Il nostro obiettivo non è solo quello di riscoprire la chiesa di San Martino in Acquaro, ma di studiare attraverso questo scavo il contesto più generale di questa porzione della città. San Martino in Acquaro è dentro Castelvecchio, che è un luogo simbolo per la città di Verona, ma è anche un luogo particolare di cui conosciamo solo in parte la storia. Ecco, questa è un'occasione attraverso metodi scientifici e avanzati di scoprire la storia di questa porzione della città. Il Dipartimento Cultura e Civiltà, oltre al sottoscritto che ha l'onore di dirigere gli scavi, mette insieme una serie di studiosi, da Tiziana Franco a Fabio Coden, che daranno un importantissimo contributo allo studio poi di tutto il complesso. Ci aspettiamo comunque un certo tipo di dati come quelli legati alle sepolture, quindi agli individui, alla possibilità di poter studiare quindi le caratteristiche delle diete alimentari piuttosto che delle paleopatologie delle comunità che si trovavano e avevano come riferimento la chiesa di San Martino in Acquaro. Per il momento stiamo iniziando una pulizia di quelle che sono le evidenze che già erano emerse durante gli scavi degli anni 60 e le stiamo quindi rimettendo in luce, una pulizia piuttosto veloce, con anche un approfondimento appunto con la ruspa che va a scavare, quindi parti che ancora non sono state scoperte. In questo momento appunto stiamo pulendo la parte del campanile con anche la parte della navata della chiesa, e all'esterno della chiesa abbiamo rinvenuto un possibile ossario che veniva coperto con una lastra di marmo che abbiamo trovato rotta all'interno dell'ossario stesso.